Presidente Castaman, 68 comuni della provincia di Vicenza, 545.000 abitanti e 270.000 utenze. Viacqua si presenta come un soggetto importante sul territorio. Certo, Viacqua si presenta come una società del settore idrico integrato. I comuni sono 68, gli abitanti sono 550.000, le bollette sono 260.000, replicate per 4 volte, quindi più di 1 milione di bollette stampate ogni anno. La proposta di stamattina della bolletta smart vuole dare una modernizzazione a questo sistema, che ovviamente è facoltativo per gli utenti, vuole portare maggiori informazioni, maggiore chiarezza e anche facilità di pagamento. Si parla di una incentivazione della riduzione dei consumi. Come si sta muovendo in questo senso Viacqua? Noi abbiamo approvato qualche settimana fa un piano industriale importante fino al 2024 del valore di 130 milioni di euro di investimenti, e uno dei capitoli più significativi riguarda proprio la sostenibilità. Anche questa bolletta fa parte di questo pacchetto di interventi, perché se tutti gli utenti aderissero a questa iniziativa, quel più di 1 milione di bollette non stampate farebbe risparmiare circa 12 tonnellate di carta. Mi pare anche questo un bel risultato per dare concretezza alla sostenibilità.